Non mi hai ancora detto cosa pensi di Macron in Francia. Cioè, non penso a niente perché io fino a 2 settimane fa non sapevo Come neanche tutti. come tutti. Ho scoperto che era già stato ministro con Hollande. Proviamo anche questo qui. Non capisco dove sia il problema. Poi a me di quello che succede in Francia, sinceramente, Come a tutti gli interessa italiani, per favore, che poi vedi in televisione sti dibattiti, parlano della roba della Francia, usano dei termini sì. che non si capisce niente, Niente, perché ormai persone che non sì. conosciamo e dobbiamo adeguare. Il Macron italiano, il Ma chi Macron... se ne frega, sì. Ma poi è arrivato Obama qui a Milano, era come se fosse arrivato Diretto, San Giuseppe. mamma non so, mia. È venuto a fare un po' cassa, perché Ma sai sì, che guadagnano questi ex sì, vanno in giro a blaterare, a dire delle cose che a me non interessano. Esatto, li pagano. Parla di clima, ma cioè, il clima basta. Io a casa ho un termometro, e vedo se fa freddo o fa caldo, no? E poi lo sento anche sulla mia pelle senza guardare il termometro. Te ne fotte niente delle teorie. Nulla. Senti, Ma quelli che dicono non ci sono più le mezze stagioni, ma chi l'ha detto? Io vivo da un bel po' di anni e ho sempre visto che spesso in primavera fa freddo, piove e poi arriva, scoppia il caldo, allora oddio la siccità. Qui a Milano adesso da 10 giorni continua a piovere, quest'anno due palle. sì, bisogna andare in giro con la barca e poi ci vengono a dire che c'è la siccità. Ma io non lo so, mi sembrano tutti pazzi. Senti, ma comunque lui fa bene andare in giro se lo strapagano. Peggio, Sì, peggio certo. i fessi che vanno ad ascoltarlo a sganciare Sì, tutti quei soldi. 850 euro per sentire il bischero parlare, ma a me sembrano cose fuori dal mondo. Ma che gusto ci può essere? Ma forse per i selfie, per le foto. Sì, poi si fanno vedere, si divertono così, poverini. Senti, a proposito di Macron, ha avuto ricadute su Salvini il fatto che la Le Pen non abbia vinto, come era ovvio, tutti contro la Le Lo Pen. sapevamo benissimo che non avrebbe vinto. E Maroni ha detto basta lepenismo. Che vuol dire? Beh, si riferisce a Salvini, Sì. che lì c'è la polemica interna alla Lega. Sì. Io non so se Salvini abbia fatto bene o male a cavalcare il lepenismo, no? Però ha visto che in Francia la Le Pen aveva un partito sempre più importante, perché non è che ha preso pochi voti No, la Le no, Pen, assolutamente. Il partito importante ce l'ha e ha tentato quella strada, che è un po' quella del nazionalismo, se non che cosa rimproverano a Salvini? Di aver abbandonato la vecchia via del localismo, non della secessione per l'amor di Dio, ma dell'autonomia e di aver seguito il lepenismo. E mentre Maroni e come l'altro si chiama Zaia sono favorevoli al referendum che si farà in ottobre sull'autonomia del Veneto e della Lombardia. Io sono favorevole a questo referendum, molto favorevole, perché ci avvantaggerebbe moltissimo. Mentre Salvini pure è d'accordo con l'autonomia, però pensa in chiave nazionale, illudendosi un pochino di prendere voti non più soltanto al nord, perché la Lega sempre qui, che ha raccattato voti qui al nord, e di prenderli anche al sud. È un'operazione difficile, perché la Lega per più di 20 anni ha vissuto sull'antiterrorismo, Certo. mi si passi il termine, No, però e adesso prende. è molto difficile andare a chiedere a quelli che ha insultato per 20 anni il voto. Questo è un po' in sintesi il mio pensiero. Senti, alcuni operai licenziati in Francia si sono barricati dentro l'azienda con le bombole del gas appese, facciamo saltare tutto. Sono lotte che hanno ancora un perché. Secondo me no, intanto sono illegali in queste forme. Lo sciopero è un diritto riconosciuto da quasi tutte le costituzioni democratiche e quindi volete fare sciopero, fatelo. Io sono contrario anche agli scioperi, però questi sono fatti miei. Però lo sciopero deve avere delle regole, non è che tu puoi barricarti, spaccare, far casino. Fai lo sciopero significa non lavorare, punto e basta, non far casino. È però una richiesta di attenzione. Ho capito, ma allora io se voglio attrarre l'attenzione cosa faccio?
Ma per esempio ci sono tante aziende... Butto delle bombe, non so. No, però ci sono tante aziende in crisi in Lombardia, Sì. non se le fila nessuno, se le fileranno. Ma sono in crisi perché l'ambiente italiano è sfavorevole alle aziende, perché le aziende sono massacrate dalle tasse, dalla burocrazia, da mille impedimenti, lacci e lacciuoli. E purtroppo in un mercato globale come quello che ci siamo stupidamente dati, se non hai l'efficienza e la rapidità non ce la fai a... Chiaro, però poi chi delocalizza più o meno lecitamente e tutto, gli operai si mettono lì, bloccano la fabbrica perché non escano i macchinari. Tu se fossi nella situazione di questi qua, che a 50 anni perdono il posto di lavoro, che hanno le famiglie da mantenere, come faresti la lotta per il posto di lavoro? Sapendo che è una lotta persa, perché non è che quell'azienda, perché vai là, rompi i coglioni, la Appunto, blocchi, è questo. riapre, cosa faresti? Non farei niente perché se tanto so in partenza che Che ti tutte prende le- per il culo la politica, perché i politici che vengono là vogliono solo il voto e dicono Sì, quattro cagate e poi sì, vanno via. sì, cercano di illudere. Cosa faresti al posto di questi lavoratori? Non so cosa fare, cioè crea un altro posto di lavoro. Che è la soluzione più logica. È l'unica, perché se perdo un lavoro o ne trovo un altro muoio di fame. La lotta è inutile. Sì, la lotta, cioè, che cosa lotti contro chi? Il nemico chi è? Non è certo il proprietario dell'azienda che se non ha i conti a posto deve chiudere, se non ha più mercato deve chiudere, allora te la prendi con chi? Con una vittima? Cioè, trovo assurdo. E allora uno deve cercare di arrangiarsi trovandosi un altro lavoro. Noi purtroppo siamo ancora illusi che il posto fisso sia a nostra portata di mano. Non è più così, forse non è mai stato così. E io ho sempre visto scioperi, aziende chiuse, cassa integrazione anche negli anni 70, negli anni 80, ne ho viste di tutti i colori. E la cosa anziché migliorare è anche un po' peggiorata, questo sì, tant'è che i tassi di disoccupazione sono aumentati a dismisura, però so anche che per esempio molti mestieri che nessuno vuol fare più... Ma questo lo invece- dici sempre, è vero. è la verità, ad esempio mi pare ad Erba hanno chiuso una scuola meravigliosa che preparava gli elettricisti, ha dovuto chiudere per mancanza di allievi questa scuola. E la scuola ha anche notificato che ogni anno c'è una richiesta, mi pare di 150-200 elettricisti che non può essere soddisfatta perché mancano gli elettricisti, in quanto tutti vogliono fare filosofia, quelle stupidaggini lì che non servono a niente. Hanno trovato, quelli del Fatto, che dovevano lanciare un nuovo settimanale, sono andati nei cessi della Camera e hanno trovato tracce di cocaina. Sì, Lo ritieni sì. credibile? Sì, sì, certo che lo ritengo credibile, perché se uno si droga mica viene a dirtelo, no? E ti pare che si drogano tutti meno quei fessi lì del Parlamento, ma no, si drogano anche loro, non tutti evidentemente. È un po' come l'antidoping nello sport, chissà perché i soli dopati sono i ciclisti. Sì, anche stavolta. Cioè, L'avevi ma per- detto qualche giorno fa, puntualmente dopo pochi giorni sono andati a fare i controlli. Fai il Ciclisti controllo. drogati. Ciclisti sono drogati. Poi invece quelli che corrono in automobile, i piloti, non gli fanno mai neanche una prova. E quelli che vanno in moto, e quelli che giocano a tennis, cioè gli sport ricchi vengono lasciati vivere anche drogandosi, mentre lo sport dei poveracci, che è il ciclismo, li massacrano. Torniamo a Roma per due notizie diverse tra loro. Le Rom bruciate vive, le tre giovani Rom bruciate vive. Poi pare addirittura un regolamento di Sì, conti sì, è interno. andata così. Avevano litigato due gruppi di Rom, zingari, non so adesso come si devono Non chiamare. puoi dire se no- zingari che te chiamano come la patata a Ma dire. poi non capisco, ma Non puoi, qual non è lo il so, l'ha significato? detto l'ordine, ti hanno fatto una circolare, allora non puoi chiamarli editto. immigrati, ma devi chiamarli migranti, non puoi chiamarli zingari, ma devi chiamarli Rom, Sinti e camminanti. No, ma da matti. Rom, Sinti e camminanti, ti porta via tutta la colonna. Camminanti è meraviglioso. Camminanti. Ma io non lo so. Vabbè, insomma, ci sta. Cioè, ci fanno i coso, stessa fine. Però a me questa notizia, io non sono riuscito a leggerla fino in fondo perché l'idea di queste tre bambine bruciate, una cosa
Cioè, ma ti rendi conto No. che barbari che sono? Ma appunto, è gente, non lo so, io ho il massimo disprezzo. E adesso quella famiglia là addirittura dice ci faremo giustizia, Sì, cioè sì. una faida come senza quelle fine. che succedevano una volta in Calabria, che si ammazzavano generazioni, per generazioni si ammazzavano a vicenda. Senti, l'ultima notizia romana riguarda Totti, che idea ti sei fatto? Ma io ritengo Totti un campione meraviglioso, è uno dei calciatori più bravi che ho visto nella mia vita, però le leggi di natura valgono anche per lui. A 41 anni giocare è un po' difficile, no? Ne ha 41, quindi certo lui ha voglia di giocare, ma sì, ma non deve per forza giocare nella Roma, perché la Roma ha bisogno di vincere lo scudetto in sostanza, o di lottare per lo scudetto. Ormai mi pare che Totti non sia più un giocatore in grado di stare in campo 90 minuti e di rendere a certi livelli. E allora vada a giocare in una squadra minore, allora io capisco se uno ha voglia di giocare. A tutta questa polemica, certo i romani sono affezionati a Totti ed è giusto così. Beh, perché gli anche- mancano tutti i punti di riferimento ai romani, almeno sì, un almeno calciatore. un calciatore. Però i calciatori invecchiano, insomma ha smesso di giocare Platini, che non è che fosse inferiore a Totti, ha smesso di giocare Rivera, hanno smesso tutti, bisogna che si rassegni anche lui a... Dobbiamo dirgli che quelli che si rassegnano, che non si rassegnano mai e che lavorano fino all'ultimo minuto sono solo i giornalisti. Sì, finché non rimbambiscono completamente, anzi quando sono rimbambiti sono più disinvolti. Ecco, escono anche dei pezzi migliori. Sì, è vero, Ecco. è vero, è No, vero. è solo il nostro lavoro Sì, che... sì, ci permette, è vero. Ma anche i medici a 65 anni No, sono li ricoglioniti. mandano via dagli ospedali. Figurati poi quelli che lavorano normalmente, Certo, sì. quelli che fanno un lavoro vero, non come il nostro. Ma beh, lì non ce la fai più mai, voglia di smettere. Noi, siccome praticamente non abbiamo mai fatto un cazzo, non so se si può dire. Sì, cazzo sì, in si può televisione, è chiaro che non siamo neanche molto stanchi, quindi non vogliamo smettere. Per noi andare al giornale è come per certi vecchietti andare all'osteria a giocare a carte, no? Uguale. Con l'aggravante che però nei giornali non gira alcol, purtroppo. Beh, volendo, Uno se porta la bottiglia, sì. certo, deve avere un suo ufficio, nasconderla, se no... No, perché è uno dei pochi Ma io piaceri sai della cosa vita. faccio? Io so, a mezzogiorno scendo, vado in un bar e mi bevo un bianco. No, alla sera alle 6, 6 e mezzo faccio la stessa cosa, per cui mi arrangio così, come poi fanno tutti, è che beva una damigiana di vino, anche se mi piacerebbe, ma fino Buono lì, il vino, io fino lo lì, adoro. anch'io, mi piace. La grappa poi. Grappa, quella dopo cena però. Dopo cena. Dopo cena, grappino. Concilia- Whisky, io bevo anche un whiskino dopo cena. No, io quello no. Perché a me piace moltissimo, soprattutto il whisky torbato, non quello il petrolio lì. Il petrolio fatto in serie. Sì, sì, sì. Va bene, direttore. Ottimo, un Alla saluto prossima. a tutti, alla prossima.